Bentornati in diretta su Radio.0, stavolta parliamo ancora una volta di cucina e andiamo alla scoperta del gusto artigiano in Friuli Venezia Giulia. Faremo dei veri e propri assaggi, possiamo rinnovare la nostra cucina ad esempio e in questo modo possiamo trovare delle soluzioni su misura, oppure se volete assaggiare semplicemente specialità dolci e salate tipiche della regione siete nel posto giusto a cucinare ovviamente. Nel Salone dell'Enogastronomia Pordenone Fiera, infatti noi abbiamo incontrato in questi giorni gli artigiani del gusto di Confartigianato Pordenone per un viaggio davvero gustosissimo. Allora conosciamoli insieme e andiamo subito a scoprire che cosa hanno da raccontarci. Buongiorno, ci troviamo a cucinare, Fiera di Pordenone. Sono Alessia e rappresento lo stand Copropà. Quest'oggi volevo parlarvi di due nostri prodotti che abbiamo deciso di portare in questa meravigliosa fiera. Il primo è il prodotto fresco, quindi come potete vedere patate sfuse e in sacchetti. L'altro nostro prodotto che abbiamo deciso di portare in questa fiera è il nostro prodotto trasformato, quindi parliamo di patate trattate ma pelate e sbucciate e insacchettate. Ciao, siamo la pasticceria Dolcenina di Arba, siamo qui in fiera a cucinare a Pordenone. Abbiamo portato una proposta pasquale con colombe ai vari gusti, diciamo che abbiamo dalla classica tradizionale le colombe ai 3 cioccolati, quest'anno abbiamo proposto l'albicocca con i semi tostati oppure la mela candita con i fiori di sambuco che raccogliamo e infondiamo noi. Ci sono anche le focacce di Pasqua, tutto burro con la glassa oppure senza glassa e un assortimento dei nostri biscotti più tipici che potete trovare qui in fiera oppure potete trovare nel nostro punto vendita di Arba, dove vi aspettiamo eventualmente con il caffè e anche gli aperitivi. Una buona parte di quello che si prepara in cucina, ma non solo che ne fai da te, viene dall'utensile giusto, ovvero dai coltelli adatti per ogni occasione, soprattutto affilati. Io sono qui infatti con Giovanni di Euroblades Coltelleria Maniago che ha veramente tutto quello che serve per il taglio. Certo, noi abbiamo tutta la gamma che può servire in cucina, c'è dal coltello universale che va bene per tagliare le verdure, il formaggio, qualsiasi cosa, i coltelli per disossare, i coltelli per il prosciutto, per la carne. Qualsiasi utensile che serva per tagliare noi lo possiamo produrre, bisogna però avere l'utensile giusto per lavorare bene, perché altrimenti un buon piatto dipende anche dall'utensile, come quando andate anche a mangiare la pizza, se non avete un coltello che taglia vi arrabbiate, allora bisogna che i coltelli taglino bene, giusto? È vero, è proprio così. E poi ci sono anche i coltelli adatti per il pesce ad esempio. Certo, ci sono i coltelli adatti per il pesce, ci sono i coltelli adatti per la frutta, ci sono i coltelli adatti per disossare, ci sono per tutte le esigenze che uno può avere, abbiamo i coltelli giusti, ecco. Sì, sono la ditta Rigornella, siamo qui per la prima volta qui a Pordenone, a Ortogiardino, e abbiamo voluto esporre due cucine in abete massiccio, una in abete spazzolato, naturale, mentre una in abete bianco. Sono tutti mobili fatti su misura, realizzati tutti completamente da noi, e la nostra azienda si trova a Sacile in via Calliselle, Rigornella Mobili. Noi utilizziamo tutte le vostre esigenze, tutti i vostri progetti vengono sviluppati dalla nostra disegnatrice e progettazione tutta personale. I nostri mobili, come dicevo, sono di puro legno massiccio, la maggioranza tutta in abete, un po' anche in larice, e sono mobili che si adattano tanto per la montagna ma anche in pianura, vengono effettuati in qualsiasi occasione, in qualsiasi posto. Devo ringraziare Confartigianato che ci ha permesso di venire qui a Pordenone e ne sono grato di questa manifestazione. Abbiamo ricevuto molti riscontri e sono molto soddisfatto. Io sono Meni, il titolare del birrificio La Birra di Meni. Siamo qui a Pordenone a presentare le nostre birre in fiera e abbiamo portato 7 diverse specialità che vanno, in pratica toccano tutti gli stili, dalla lager all'ambrata alla bock. Ci trovate in fiera a Padiglione 5 Bister
oppure a Cavassanuova nel nostro birrificio in via Sirivella.